Siamo venuti per due cose: per parlare di un progetto per la Sardegna, presentarlo ai sardi come un lavoro collettivo, con una mobilitazione generale, trasformarla finalmente questa regione. Ma siamo venuti anche per un altro motivo: siamo venuti per il futuro della politica regionale, per dire che non torneremo più indietro dall'idea che la Sardegna deve avere, come tante altre regioni autonome che riconoscono una identità, una lingua, una storia, in questo caso anche una condizione geografica, culturale, profonda, devono avere una loro proposta politica. E noi abbiamo cuore, testa, passione, capacità, forza per rappresentarci noi, per essere noi stessi a raccontarci, noi stessi a chiedere, a confrontarci con l'esterno, in maniera moderna, istruita, consapevole, onesta, leale, aperta a tutti quanti, ma veramente mai più sotto nessuno, nemmeno sotto la politica italiana. Buongiorno Sardegna, grazie per essere qui, un saluto a chi è presente in sala e anche a chi ci segue in streaming. Questa mattina presenteremo la lista di Progetto Sardegna della circoscrizione di Cagliari. Ieri invece è stata la volta della presentazione della lista a Sassari e quindi chiameremo subito sul palco i candidati, le candidate che presenteranno Progetto Sardegna, lista che sostiene la coalizione sarda con Renato Soru, presidente. Iniziamo subito quindi a chiamare quelli che sono i volti della rivoluzione gentile di Cagliari e lo facciamo iniziando a invitare sul palco Romina Mura, già deputata e sindaca di Sadali. Poi è la volta di una giornalista, Stefania Flavia Corda. Venite subito sul palco dove siete. Iniziate a salire sul palco. Poi ci sarà l'imprenditore Fabrizio Anedda, l'ex dirigente pubblico e oggi libero professionista Gianmichele Camoglio, il dottore commercialista Ugo Fenu, l'imprenditore Francesco Lecis, la docente Danila Manca, l'insegnante e già sindaca di Decimomannu Anna Paola Marongiu, il divulgatore scientifico e culturale Pierluigi Montalbano e l'insegnante Federica Onano. Adesso mano a mano che arrivano i candidati e le candidate, nell'ordine che ho detto, inizia a parlare, a sciogliere gli indugi Romina Mura. Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti. Come ho detto più volte in questo percorso che ci ha portato sin qua, oggi su questo palco ci sono le compagne e i compagni di Rivoluzione Gentile, che è un po' il termine, no? Il concetto che noi abbiamo voluto sviluppare in questo periodo. Io non vi devo dire chi sono e cosa ho fatto, perché nel bene e nel male lo sapete. Ho un percorso abbastanza lungo alle mie spalle, sia politicamente che professionalmente, ma non voglio parlare di questo. Io vorrei trasmettervi il messaggio rispetto alla mia scelta di stare qui, perché non è una scelta casuale, non è una scelta così dell'ultimo momento, non è una scelta calata dal cielo, è una scelta che è il punto d'arrivo di una riflessione collettiva. Perché a me verrebbe da dire che io oggi sono qui candidata con Progetto Sardegna, con il movimento Progetto Sardegna. Ieri Renato Soru da Sassari ha spiegato bene il senso di questa esperienza che riparte. E allora dico, io sono qui
perché ho scelto una parte in cui stare, una comunità, perché questa è una comunità che sta crescendo giorno dopo giorno, una comunità di donne e di uomini, una comunità di valori, una comunità di territori, una comunità di sardi. Siamo di più, siamo Sardegna, e questo è l'altro elemento, no, che abbiamo costruito in questo percorso. Una comunità che vuole fare cosa? E lo vuole fare nella circoscrizione di Cagliari, come lo vuole fare in tutte le altre circoscrizioni della Sardegna, dalle più grandi alle più piccole. Vuole mettere la Sardegna al centro, vuole mettere insieme una serie di esperienze politiche, perché, come ho detto all'inizio, io non vengo dalla società civile, ho un percorso politico chiaro e netto di cui vado anche fiera. Esperienze politiche, esperienze civiche, esperienze professionali da mettere a servizio della Sardegna, di un progetto di Sardegna, ma non di un progetto qualsiasi, non di un progetto in cui si deve chiedere il permesso a qualcuno o si deve sottostare ai desideri e alle esigenze di qualcuno o di alcuni, ma un progetto in cui dobbiamo essere responsabilmente protagonisti. Perché autonomia speciale, essere una regione ad autonomia speciale, fra l'altro in un momento storico in cui a livello nazionale si sta definendo una spaccatura che dilania la Costituzione, lo spirito costituzionale e il senso stesso dell'autonomia speciale, ecco, avere la responsabilità e la consapevolezza di essere una regione ad autonomia speciale significa avere, come dire, contezza delle scelte che vanno fatte e delle responsabilità che ci dobbiamo assumere per questo. Io credo che, e vado molto veloce perché dobbiamo come dire, anche essere veloci, non prendere troppo tempo, è una scelta, è un'esigenza di questo nuovo percorso. Io credo che il programma della coalizione sarda, che adesso è disponibile e che tutti potete leggere, poggia su alcuni pilastri. Uno di questi è la valorizzazione delle risorse umane. La Sardegna è ormai dal 2010 che perde popolazione, che vede la sua popolazione invecchiare, che vede i suoi giovani partire e che vede quelli che rimangono, come dire, resistere, devono difendersi. E allora uno degli obiettivi di questo percorso che stiamo costruendo, che guarda con attenzione ovviamente al 25 febbraio, ma che va ben oltre, è quello di provare a valorizzare le risorse umane. I ragazzi, i giovani che decidono di restare in Sardegna, i giovani che sono fuori, tanti. Renato Soro ha fatto una bellissima iniziativa qualche settimana fa, dove erano collegati decine e decine di giovani uomini e giovani donne in giro per l'Italia e per l'Europa, eccellenze, intelligenze che purtroppo non sono più in Sardegna e sulle quali noi vogliamo lavorare, perché ci possono aiutare, possono contribuire a questo percorso e possono anche restare. Ci deve essere un momento in cui in Sardegna non si parli più prioritariamente di partenza, ma si utilizzi un altro termine che a me piace molto, anche se in italiano non è perfettissimo, che è restanza. Restanza, perché in Sardegna bisogna scegliere di restare e di vivere. Un'ultima cosa, a me diversi amici e amiche mi hanno chiesto: Romina, ma chi te l'ha fatto fare? Ci vuole coraggio a fare una scelta così, non hai paura? Io rispondo così: il coraggio e la paura non sono due sentimenti antitetici, lontanissimi, perché non è che chi ha coraggio non ha paura. Chi ha coraggio semplicemente sa che oltre la paura c'è altro, che oltre la paura ci può essere il progetto, ci può essere la comunità, ci può essere la voglia di fare, la voglia di resistere, la voglia di costruire. Chi ha il coraggio sa che è meglio andare a votare che restare a casa. Perché se tu rimani a casa, come puoi lamentarti poi che altri abbiano deciso per te? E allora io dico questo, e già oggi voglio rivolgermi, oltre a coloro che lo spirito civico lo esercitano ogni volta andando a votare, ai tanti e alle tante che invece rimangono a casa. Questa è un'occasione storica. Si vada a votare, si vada a compiere quel gesto rivoluzionario, si scelga la Sardegna, si scelga la coalizione sarda, si scelga Renato Soro. Grazie Romina Mura, è il momento di Flavia Corda. Romina, il telefono? Anche questo, Romina? Allora,
Penserete, ecco qua l'ennesimo mezzobusto che si candida a una competizione elettorale, finalmente, allora mi vedete tutta intera, e non dietro la telecamera, perché sì, è il momento anche di fare delle scelte. L'ha detto bene Romina. Dobbiamo impegnarci tutti quanti nel cambiare questo stato di cose che ci rende comunque una parte residuale non solo dell'Italia ma forse anche dell'Europa. E quindi ho riflettuto anche io su questa scelta e devo dire ho accolto con grande entusiasmo la proposta che mi è stata fatta, perché sì, ormai non ho niente, come dire, da recriminare sulla mia vita, sono più di decenni che racconto la Sardegna in lungo e in largo, ho cominciato quando avevo 20 anni, da Nuoro, quindi ci sono qui tra l'altro vicino a me dei candidati che hanno fatto le scuole insieme a me in anni un po' lontani. Ma in tutti questi anni ho avuto modo di girare la Sardegna in lungo e in largo e di seguire anche gli avvenimenti, le vite dei sardi che sono dovuti andare fuori dalla Sardegna per trovare lavoro. Ho seguito le vicende dei nostri emigrati sardi che si sono veramente fatti, non dico che cosa, ma lo capite, all'estero per avere una posizione ed erano i meridionali dell'Europa a quel tempo. Ebbene, sardi con orgoglio che sono dovuti andare fuori a lavorare, a crearsi una vita, a crearsi una famiglia e che magari non sono mai potuti tornare qua perché non c'erano le condizioni per farlo e che forse adesso non riescono neanche a comprarsi il biglietto dell'aereo per tornare qui con i loro figli. A questo siamo arrivati, a questo siamo arrivati. E allora io dico, ma che Sardegna vogliamo? Ci siamo fatti questa domanda, cosa possiamo fare per noi, per i nostri figli, per noi stessi adesso, ma anche per quelli che verranno domani? Mi sono posta questa domanda e ho provato anche a darmi delle risposte. Intanto io cosa vorrei? Io vorrei una regione che non sia più isolata, vorrei una regione connessa con tutto il resto del mondo, ma non solo fisicamente, anche con le nuove tecnologie digitali, perché ci sono dei punti in Sardegna dove non funziona nemmeno il telefonino. Io ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Poi vorrei che ci fosse un'economia prosperosa ma anche etica, un'economia che garantisca un reddito equo, sicuro a tutti i ragazzi, ai giovani, ma anche ai pensionati che non arrivano magari alla fine del mese e non riescono neanche a comprarsi le medicine che gli servono perché non ce la fanno, oppure tutti quelli che la domenica e i giorni comandati vanno fuori della mensa della Caritas a fare la fila per avere un pasto caldo. No, tutto questo non si può più vedere, non si può più sentire. Ecco, io vorrei che ci fosse un sistema scolastico che non lasci indietro nessuno, ma nessuno, anche nei piccoli paesi, perché siamo la regione in Italia col più alto tasso di dispersione scolastica. È una cosa terribile questa, è una cosa terribile, cioè vuol dire che i nostri ragazzi, i nostri giovani non terminano il percorso scolastico, neanche quello dell'obbligo. Dove vanno? Vanno per la strada, vanno nelle piazze dei paesi col telefonino a perdere il tempo durante la giornata. Non è possibile, tutto questo non è possibile. Quindi vorrei che ci interrogassimo su tutto questo e su come siamo arrivati a questo, e allora penso che dobbiamo anche ribaltare il modo di vedere le cose, assumerci le nostre responsabilità, assumercele come adulti, come persone che hanno comunque già fatto un percorso di vita responsabile, e dire che forse anche noi dobbiamo cominciare a cambiare il nostro modo di vedere la Sardegna, perché noi non siamo una regione povera, e questo lo dico con sincerità, con sicurezza. La Sardegna non è una terra povera, è una terra povera perché hanno sempre cercato di farcelo credere che siamo poveri, per poter venire qui a comandare e a dirci che cosa gli altri invece vogliono fare in casa nostra. Ecco perché siamo così. La Sardegna ha una natura meravigliosa, un paesaggio incontaminato che è stato difeso con una legge che a suo tempo è stata anche fortemente criticata e che invece oggi dobbiamo ringraziare che esiste. E allora abbiamo
tradizioni culturali, un patrimonio culturale millenario che è unico nel Mediterraneo e che invece è stato fatto passare così per folklore, che non ha nessun valore. Dobbiamo recuperare tutto questo, è un valore enorme che hanno pochissime regioni del Mediterraneo. Abbiamo un patrimonio archeologico che, non so ragazzi, non esiste davvero da nessun'altra parte. Abbiamo migliaia di siti archeologici che spesso sono abbandonati, sconosciuti, poco valorizzati. Quando vengono i turisti qua in Sardegna non sanno neanche che cos'è un nuraghe, moltissimi di loro. C'è stato un sondaggio da poco che ha detto questo, che i turisti non sanno neanche che cos'è un nuraghe e se magari gli capita di vederlo non sanno manco cos'è, perché sono pochissime le cooperative di giovani che riescono a fornire un servizio comunque di assistenza in questi siti archeologici e spiegare davvero, e quello potrebbe essere anche un'occasione di lavoro, ma non voglio dilungarmi su questo. Io mi approccio verso la fine del mio intervento per lasciare spazio anche agli altri amici e vorrei dire infine solo questo, che noi non siamo come gli altri. Abbiamo una lingua nostra, abbiamo una bandiera e soprattutto abbiamo un capitale umano che è la cosa più preziosa che abbiamo. Mettiamocelo in testa, che non dobbiamo perderlo. E quindi concludo, allora, per arrivare a cambiare le cose dobbiamo crederci veramente, e oggi da qui penso che possa cominciare un racconto nuovo. Io sarò orgogliosa di fare questo racconto, lo farò dappertutto e soprattutto lo farò dal 26 febbraio, quando tutti vedranno una nuova strada da percorrere, tutti insieme, e ce la faremo. Grazie. Grazie Flavia Corda. Ora la parola a Fabrizio Nedda. Buongiorno, sono Fabrizio Nedda, imprenditore del settore dentale. Io devo ringraziare Renato Soru che mi ha ridato il piacere di partecipare a questa competizione elettorale. Come lo devo ringraziare io? Penso che lo debbano ringraziare tantissimi sardi che hanno ritrovato la forza di partecipare, perché veramente con questa... Uso un termine brutto ma che in politica si usa, questa accozzaglia di gente non era sopportabile da parte mia. E ve lo dice uno che c'ha una certa militanza politica, partendo dal 68 a Roma, al liceo, continuato al liceo a Cagliari sempre nel 70-72, adesso ho fatto 2,68, una a Roma e una a Cagliari. Continuato in medicina con il collettivo di medicina, dove allora la parola d'ordine era chiara, diritto al lavoro e diritto allo studio, e dove noi combattavamo il baronato all'interno dell'università. L'unica eccezione forse era il giovane professor Gessa, che non c'entrava niente con i baroni. Ecco, poi nel 2004, allora poi ho iniziato a lavorare, ho collaborato con l'associazione di categoria. Nel 2004, allora presidente nazionale dello SNO-CNA, ho partecipato alle elezioni con comunisti italiani, Renato Soru presidente. Poi ancora nel 2009, sempre Renato Soru presidente, sempre con i comunisti italiani. Nel 2014 con Francesco Pigliaru, però presentato, dove sono stato anche eletto consigliere regionale, con Sinistra Sarda. Ora, questa è stata la mia militanza politica e oggi mi sento dire, e sento in giro, dice state spaccando la sinistra. Ma quale sinistra? Quella che va dai 5 Stelle a Forza Varisi a Cucureddu, ma penso che i valori della sinistra sia nella coalizione di Renato Soru. Siamo noi che oltre ai valori, oltretutto, c'è anche un simbolo che ha sempre rappresentato la sinistra storica, che è la falce martella nella coalizione di Renato Soru. Quindi non accettiamo lezioni di sinistra da parte di nessuno. Comunque, io dico, ci siamo, lottiamo, continuiamo a lottare, perché chi lotta vince sempre. Chi lotta vince sempre. Buon lavoro a tutti. Grazie Fabrizio Nedda. È il momento di Gianmichele Camoglio. Buongiorno a tutti. Dopo questi 3 splendidi relatori è sempre
è complicato riuscire a pareggiarli. Vabbè, io come sapete ho fatto 40 anni di dirigente pubblico e quindi molti di questi problemi li ho vissuti in prima mano, la pubblica istruzione, la viabilità. Sono sempre più convinto che su questo la Regione deve essere indipendente a decidere dai programmi eccetera che fa lo Stato. Perché? Perché noi capiamo, prendiamo la scuola per prima, che non è possibile eliminare scuole in tutti quanti i paesi della Sardegna. Non è possibile che continuiamo ad avere strade mal organizzate, strade in cui i lavori non finiscono mai. ANAS ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, la 125, la 131, eccetera. Dobbiamo essere noi padroni di poter decidere, di poter premere, di poter mandare avanti i lavori indipendentemente dalle disposizioni degli ordini che vengono dall'alto. In questo caso la passione che in questi anni ho riversato verso la missione pubblica per cercare di fare al meglio, di raggiungere gli obiettivi necessari, mi fa piacere portarla alle iniziative e al programma del Presidente Soru. Grazie. Grazie Gianmichele Camoglio. E già sull'Egio Ugo Fenu. Grazie. Mercoledì ho avuto un piacevole incontro con dei ragazzi tra i 19 e i 23 anni. La prima cosa che mi ha colpito è che mi abbiano ringraziato per essere stati ascoltati. La seconda è che tutte le loro aspirazioni lavorative spesso avessero come epilogo l'allontanamento dalla Sardegna o in alternativa con la conseguenza che avrebbero dovuto abbandonare i loro borghi e oltretutto i loro affetti. Ho percepito una sensazione di rassegnazione e sconforto e poi la disaffezione. La disaffezione è la cosa più importante perché la intendiamo nel senso che ormai il diritto di voto venga percepito come qualcosa di inutile perché i cittadini ritengono che sia impossibile avvicinare la politica a quelle che sono le loro reali esigenze. In sostanza ho deciso di candidarmi perché ritengo che sia un nostro dovere quello di invertire questa tendenza e visto il programma di Renato avverto che ci siano i reali presupposti per intraprendere una strada nuova, diversa, con responsabilità, con entusiasmo, con creatività, proponendo nuovi progetti e conseguentemente cercando di migliorare le nostre comunità e poi le nostre vite. Non è facile, sono giovane, ma voglio provarci con tutto me stesso. Onestà ed dedizione sono i valori su cui baserò il mio impegno, il mio vissuto e le mie competenze, gli strumenti che metterò a disposizione. Il 25 febbraio ci sarò anch'io, con Renato, correndo orgogliosamente al suo fianco. Grazie. Grazie Ugo Fenu. E adesso Francesco Lecis. Grazie, rinnovo innanzitutto un saluto a tutti i presenti, a chi ci segue. Devo essere sincero, non è stato difficile convincermi a candidarmi con Renato Soru, perché io vengo da una lunga militanza col Partito Democratico, attualmente sono vicepresidente del Consiglio Comunale di Assemmini e a Assemmini vi racconto brevemente la nostra storia, anche perché condivido tutto quello che si è detto finora, quindi non voglio essere ripetitivo. Ad Assemmini siamo stati il laboratorio del campo largo. Noi abbiamo recepito l'indirizzo regionale del Partito Democratico di comporre un'alleanza col Movimento 5 Stelle, che nella nostra realtà aveva una percentuale di voti che si attestava al 50%, quindi era il fortino del Movimento 5 Stelle. Cosa è successo? Abbiamo riconosciuto il candidato del movimento e il campo largo è diventato un camposanto. Abbiamo perso le elezioni in maniera clamorosa, non si è voluto prendere atto
della sconfitta e si continua imperterriti a perseguire un obiettivo che gli elettori non vogliono. Quindi io personalmente, ripeto, faccio impresa con soddisfazione e con le difficoltà che hanno tutti gli imprenditori, però voglio che la Sardegna cambi. Avevamo bisogno di questa nuova realtà politica, quindi io con molto entusiasmo partecipo a queste elezioni e non vedo l'ora sinceramente di dare il mio contributo, quindi sarà un mese a cui dedicherò molto poco tempo al lavoro e molto tempo alla politica. Mi auguro si faccia così tutti quanti. Grazie. Grazie Francesco Leschis. Adesso è il momento di Danila Manca. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Danila Manca, io non ho un'esperienza politica, vengo dal mondo della scuola, sono una docente con un passato sportivo importante, sono stata la prima donna in Sardegna a svolgere uno sport maschile, il sollevamento pesi, e quindi ho sdoganato diversi pregiudizi. Adesso mi vedete con qualche chiletto in più, però ho vinto abbastanza qualche medaglietta e ho visto anche quanto è stato difficile per noi sportivi, ritornando alle problematiche della Sardegna, muoverci, anche prendere un aereo per gareggiare nel cosiddetto continente. Ritornando a noi, io vivo nel mondo della scuola, sono una pedagogista, insegno però lettere e mi occupo di inclusione, mi occupo dei ragazzi, ho portato lo sport all'interno della scuola. Ricordo bene Renato l'altro giorno quando ha detto che la scuola deve essere aperta la sera perché i ragazzi hanno bisogno e le famiglie hanno bisogno di interventi educativi condivisi, perché c'è bisogno di cultura, i ragazzi devono studiare per amare la cultura. Io dico sempre ai miei alunni che la cultura dà la libertà di scegliere, perché un domani sarei libero di scegliere di non farti comandare, ok? Questo è importante. E quindi veniamo da un mese, noi stiamo recependo, io abito a Quartu, il dimensionamento, quindi scuole che vengono dimensionate, io ho ruoli anche a fianco alla dirigente, faccio parte dell'equipe del team digitale, pianifico con la dirigente insieme a un'equipe tutte le azioni del PNRR. Non è facile oggi pianificare per un qualcosa che domani ti viene smontato dall'alto, senza che a nessuno dei dirigenti fosse stato chiesto in risposta ai bisogni reali che la scuola, quel territorio che nessuno conosce, perché ci impongono dall'alto delle azioni senza che si conosca il tessuto sociale. E poi certo che i ragazzi si disperdono e non vengono più a scuola, perché la scuola non è rispondente a quelli che sono i loro bisogni formativi. Con una richiesta di collaborazione di rete tra le agenzie educative, tra il comune, i servizi sociali, tutto questo c'è già in essere, potenzialità ce ne sono e non abbiamo bisogno che ci vengano dette dall'alto, perché la Sardegna ha una grande esperienza all'interno dell'università, della scuola. Io ho studiato a Cagliari, anche se potevo studiare a Roma perché vivevo all'Acqua Cetosa, ma sono stata formata da docenti sardi e sono orgogliosa di questo. Ho sempre parlato italiano e ho anche esportato, diciamo, il sardo, nel senso che non mi sono mai adeguata a parlare con la cadenza continentale, perché è un orgoglio per me portare sempre la bandiera dei Quattro Mori in tutte le parti del mondo ogni volta che ho gareggiato. E quindi questo penso che sia importante, condivido e sono veramente orgogliosa e ringrazio Renato di questa disponibilità che mi sta dando di sostenerle, perché ci vogliono persone capaci per pianificare, progettare, porsi degli obiettivi concreti e voglia di fare, perché tutte queste persone che ci sono state fino adesso, per adesso obiettivi di efficacia e di efficienza non ne ho visto. Vi ringrazio e lascio la parola. E dopo Danila Manca restiamo nel mondo della scuola con Anna Paola Marongiu. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, per essere tutti insieme a sostenere questa rivoluzione gentile che io ho sposato da subito a fianco di Renato e di questa squadra meravigliosa di cui abbiamo già sentito e continueremo a sentire gli obiettivi per la nostra gente, per la nostra Sardegna. Perché ho deciso di candidarmi? Perché è un progetto che sento veramente. Ho deciso di mettere in campo la mia esperienza di 10 anni di sindaca di Decimomannu del mio paese, che adoro. Per il quale ho cercato di
fare tutto ciò che potevo fare, sia dando voce alle esigenze e alle necessità della gente, per superare questa povertà economica e culturale che ci sta veramente, che dilaga, insomma, ci sta veramente facendo star male, facendo sì che le nostre famiglie abbiano difficoltà quotidiane di comprarsi anche un chilo di pane. Ma date, io proprio ieri ho incontrato questa persona e chiedeva lavoro, un cinquantenne, quindi siamo in una situazione dei cosiddetti nuovi disoccupati, che si affianca ai giovani che cercano lavoro, che sono laureati oppure non lo sono, però mettono in campo le loro competenze, la loro creatività. Tutto quello che è stato detto sulla scuola lo sposo in pieno, perché io sono un insegnante, quindi ho vissuto per 41 anni a fianco ai ragazzi e li ho ascoltati, perché noi dobbiamo ascoltare questi ragazzi, cioè li dobbiamo ascoltare, ma dobbiamo anche pensare di sostenerli. E come una classe dirigente può sostenere questi giovani? Ma anche con aiuti economici, che so, il de minimis, per esempio, fu una scelta, una buona scelta a suo tempo, ma oggi siamo proprio nel buio più totale. Ormai sono anni che non vediamo soluzioni a tal proposito, sono anni che i giovani partono, non possono più stare qui perché si sentono anche messi da parte, non possono davvero trovare composto nella società e dare davvero un aiuto per quel che sanno, per quello che sanno fare, e noi li perdiamo, l'abbiamo già detto, ma questa è una cosa che non dobbiamo più permettere, cioè noi dobbiamo invece scendere in campo per trovare queste soluzioni e dare aiuti strutturali, economici, ma anche un supporto anche di vicinanza, perché anche questo è importante, non lasciarli da soli. Sto per concludere perché voglio fare un ultimo appunto per questa nostra Sardegna, così bella, la bellezza della nostra isola. E molto spesso si sente dire, in quel paese, come anche a Decimo succedeva, non c'è niente, non possiamo fare niente. No, a Decimo, come in tutte le altre realtà territoriali, abbiamo delle risorse, abbiamo risorse umane, abbiamo risorse naturali, archeologiche. Anche solo una cosa è importante per noi, la dobbiamo valorizzare e metterla a disposizione di tutte le nostre comunità, della nostra Sardegna e anche a livello nazionale, quindi trovare una spinta anche nel turismo, in quello che può essere, quello che noi possiamo dare a questa nostra isola, e fare di tutto perché si possa raggiungere questo. La classe dirigente deve dare anche finanziamenti affinché anche gli enti locali possano supportare le loro realtà territoriali e non abbandonarli a se stessi, come purtroppo in questi anni è successo. Quindi io concludo dicendo che, ecco, queste frasi mi piacciono molto. Siamo di più, siamo Sardegna, siamo sardi. Grazie. Grazie Anna Paola Marongiu. Spazio adesso a un divulgatore come Pierluigi Montalbano. Buongiorno a tutti, benvenuti. La prima domanda che mi è stata fatta: perché ti sei candidato? Ho fatto un lavoro di introspezione per capirlo e ho trovato una soluzione. Io sono innamorato della Sardegna. La Sardegna è una terra che ci offre tantissime risorse. Per vedere un futuro dobbiamo avere la capacità di creare innovazione e avere le materie prime. Ma le materie prime non sono quelle dell'industria chimica, non più. La Sardegna che vorrei è proiettata verso l'ambiente. E quindi che risorse abbiamo? Io mi occupo di preistoria,
vedete. La storia che insegno, di cui sono docente, parla dell'età del rame, dell'età del bronzo, l'età della pietra, dove si usava una materia prima semplice. Bene, noi per il nostro futuro abbiamo delle materie prime in Sardegna straordinarie. Il sole, il vento, che creano energia, i boschi. Abbiamo una superficie boschiva straordinaria, possiamo catturare il CO2 che fa tanto male. E allora cosa dobbiamo fare? Semplicemente guardarci intorno, verificare quali sono queste materie prime e studiare. L'istruzione è l'unica via per poter avere delle scelte. Io quando ho scelto questa coalizione con questi compagni di viaggio sono andato da solo, non mi è stata chiesta la candidatura, sono andato io da Renato a casa sua e ho detto: io ho letto il tuo progetto, sì, perché Progetto Sardegna esisteva già qualche mese fa, non è stato realizzato oggi il progetto. Ebbene, questo progetto mi ha affascinato, perché ho detto: ma io vivo così, io vivo per la buona salute, vivo per il lavoro sostenibile, vivo per raccontare la Sardegna delle Domus de Gianas, dei nuraghi. Abbiamo quest'altra grande risorsa e lì ce l'hanno data i nostri lontani avi. Non dobbiamo produrla, è già pronta, dobbiamo solo valorizzarla e tutelarla. Ma la tutela la fanno i cittadini, quindi noi, dobbiamo essere noi a presidiare i nostri territori, a formare ragazzi che possano divulgarli. Ha parlato uno dei miei colleghi dell'abbandono dei siti archeologici. Io ci sbatto la testa tutti i giorni, sapete quante volte chiamo i sindaci, i gestori delle cooperative, guarda che lì ci sono le zecche, guarda che lì devi decespugliare, guarda che non si può arrivare in quel sito perché manca il cartello. E allora bisogna iniziare dall'ABC, con l'industria ambientale. Le materie prime le abbiamo, sono tutte reversibili, non dobbiamo fare altro che sfruttarle e istruire i nostri ragazzi. È la scuola che vuole Renato, è la chiave di lettura per il nostro futuro. Quindi vi ringrazio di sostenere questa nostra lista e dopo le elezioni ne vedremo delle belle. Grazie Pierluigi Montalbano e adesso il microfono è tutto per Federica Onano. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, parte di tutto quello che avrei voluto dire è già stato detto dai miei colleghi in una maniera perfetta, quindi io sicuramente approvo tutto quello che loro hanno presentato. Di mio posso dire che anch'io sono un insegnante, lavoro a Villa Simius dove sono nata e cresciuta e dove a giugno del 2023 sono diventata anche consigliere comunale di minoranza. Le motivazioni che mi hanno avvicinato, diciamo, al mondo della politica, ecco, in piccolo, sono poi alla fine le stesse che mi hanno portato qui oggi, nel senso che i problemi che noi viviamo nel nostro piccolo paese a Villa Simius, alla fine, confrontandomi con tante persone, anche con loro in quest'ultimo periodo, con i miei colleghi, alla fine sono gli stessi in tutta la Sardegna, in tutti i comuni, piccoli o grandi che siano. Quindi l'unica cosa che si può fare per andare oltre, per cercare di migliorare questa situazione che proprio non ci piace più, è mettersi in gioco, metterci la faccia, anche se è molto difficile, soprattutto per chi si sta approcciando per le prime volte a questo mondo. E l'unica cosa che possiamo fare è credere nella rivoluzione gentile, quindi vi chiedo di sostenerci tutti quanti e di sostenere Renato Soro come presidente. Grazie. Grazie Federica Onano e dopo questa prima ondata di rivoluzione gentile continuiamo a scoprire i volti delle candidate e dei candidati di Progetto Sardegna, quindi invito a salire sul palco l'imprenditrice Gianna Orgiu, il cardiologo ospedaliero Pierpaolo Orru,
Il medico, dobbiamo dire che Nicola Pilia non ci sarà, ma fa parte della lista. Continua a salire sul palco il consulente aziendale Andrea Pisano, l'ex dirigente sindacale e oggi imprenditrice agricola Anna Rita Poddesu, l'operatore sociale Maria Grazia Puzzu, l'impiegata bancaria Federica Rossi, l'insegnante Corrado Secci, il funzionario dell'Università di Cagliari Giovanni Secci e l'imprenditrice Elisabetta Todde, scusate. Gianna Orgiu, è il tuo momento. Ciao a tutti, io sono Gianna, originaria di Isili, abito attualmente a Capoterra, faccio impresa da circa 20 anni. Niente, praticamente per me è la prima esperienza politica. Quando mi è stato chiesto di candidarmi ho riflettuto. Praticamente con grande entusiasmo dopo sono riuscita a dire un sì pensato, un sì voluto e un sì sentito, perché la mia passione per l'imprenditoria mi ha insegnato che l'impegno paga. E io, guardando questo progetto pensato e voluto da Renato Soru per noi sardi, ho visto che ci sono dietro delle soluzioni concrete e possibili. Quindi credo che tutti noi siamo coinvolti a questo cambiamento per la nostra amata Sardegna e per un futuro migliore e anche un presente migliore. Grazie. Grazie a Gianna Orgiu. È il momento di Pierpaolo Orru. Buongiorno a tutti, Pierpaolo Orru. Io nasco ristanese, cresco cagliaritano, quindi insomma posso dire di essere sardo. Volevo raccontarvi un aneddoto, e cioè che andando una mattina al mare a farmi la mia solita corsetta, ascoltavo la radio, insomma si iniziava a parlare di elezioni regionali in Sardegna e è spuntato il nome dalla radio di Renato Soru. Ora, io ho 50 anni, insomma non sono vecchio, ma non sono neanche più giovanissimo, diciamo sono diversamente giovane, e quindi mi ricordo tutto il calcio minuto per minuto. Non so se voi vi ricordate questa trasmissione radiofonica di quando non esistevano ancora le partite tutti i giorni come ci sono adesso, e quando la radiolina si sentiva che segnava la vostra squadra del cuore, che mi auguro sia il Cagliari, si esultava, no? Ti veniva, specie se eri in una situazione logistica dove non potevi magari sfogare un urlaccio. Io in macchina ero solo andando a correre quel giorno, e quando ho sentito alla radio che verosimilmente sarebbe ritornato in campo Renato Soru, ho esultato con un urlaccio, nel senso che ho detto, cioè ho riavuto quello che tanti miei colleghi prima hanno tirato fuori come parola, cioè l'entusiasmo. Ho riavuto entusiasmo. Quindi unite questo aneddoto al fatto che poi così, quasi per gioco, un amico mi ha proposto la candidatura, ho fatto 1+1, insomma, ed eccomi qua. Volevo chiudere con un'altra cosa, un altro tema che di cui hanno parlato i miei colleghi poc'anzi, e cioè il fatto che io ho 2 bambini piccoli, una bambina di 4 anni e mezzo, quasi 5, e un bambino di 7 mesi. E spesso parlando con la mia compagna dico, io Bianca è la bambina, Bianca la vedo, dobbiamo scegliere se vederla in Nuova Zelanda, in Canada, negli Stati Uniti o in qualche altro paese, sempre che adesso vinca la coalizione del bene, perché sennò potrei vederla in Iran o in qualche altro paese, a seconda di cosa succede ora nel mondo. Però insomma, ecco, mi avete capito, cioè alla mia compagna dicevo, vedo i nostri figli non qua. E le dicevo questo perché in questo momento storico non vorrei vedere i miei figli qua. Forse, niente, se tutti insieme ci proviamo, magari, anche perché sarò un po' anziano, quando i miei figli saranno grandi, avrò il piacere di vederli qua in Sardegna, insomma. Questo mi auguro che possa succedere. Grazie a tutti. Grazie a Pierpaolo Orru. E adesso il microfono è per Andrea Pisano. Buongiorno,
io provengo da Orrori, mi è stato chiesto di dire perché mi sono candidato. Cioè, i motivi sono molti, però scusate, però il problema è che nel territorio da cui provengo io, che comprende in effetti il Sarcidano, Barbagia di Seulo e il Gerrei, che è la periferia della periferia, questo piccolo ambito è composto da una ventina di comuni, vicini sotto il punto di vista chilometrico, ma lontanissimi se si considerano i tempi di percorrenza delle strade con curve e controcurve e disagi vari. Il nostro ospedale di riferimento è Isili. E Isili, per raggiungere questo ospedale, bisogna percorrere queste strade a cui facevo riferimento prima, e ci sono dei paesi che ci vuole anche un'ora per arrivare al pronto soccorso per delle esigenze urgenti. C'è solo un piccolo problema, che se uno sta male, deve star male dalle 8 del mattino alle ore 19, 19:30. Perché? Perché alle 20 il pronto soccorso chiude. Di conseguenza tutti gli abitanti di questo territorio devono andare a Cagliari, che la distanza è quella che è, e tenendo conto che deve arrivare l'ambulanza e poi deve partire, cioè quando l'ambulanza è arrivata e parte per Cagliari, ci vogliono in molti paesi circa 2 ore di tempo per arrivare. Questo per quanto riguarda le urgenze. Invece per quanto riguarda la sanità, diciamo il medico di base, questa spicciola giornaliera, la situazione è questa. Allora, faccio degli esempi. Silius, il medico di base, è andato in pensione. La popolazione è stata divisa 50% con un altro medico e il 50% con un 50-50. Dopo alcuni mesi uno dei 2 medici se n'è andato. C'è metà della popolazione, il 50%, senza medico, perché quello che è avanzato non può acquisire nuovi pazienti, perciò ci sono delle famiglie proprio dove 2 sono con un medico e 2 senza medico. Questo per quanto riguarda Silius. Poi ci sono altri paesi come Esterzili, Seulo. Questi hanno il medico 2 volte alla settimana, per non parlare di Ballao che è senza medico. Perciò la gente deve cercare di arrangiarsi andando alla ricerca delle guardie mediche quando ci sono. Allora, a parole, dice, sembrano fesserie, però mettetevi un attimino nei panni di una mamma, di un figlio che ha il figlio malato, un genitore anziano, che sta male e ha bisogno non del medico fra 2 giorni o 4 giorni o di essere visitato immediatamente. Cioè non c'è nessuno proprio, cioè, è una cosa allucinante. Di conseguenza questo è un qualcosa, è una competenza primaria della Regione, perciò la responsabilità è degli attuali amministratori. Io ho visto che nel programma che ha fatto Renato Soru queste problematiche vengono trattate con delle soluzioni. Poi c'è anche un altro problema, l'istruzione. Tutti i ragazzi di questi paesi convergono su Isili oppure un'altra parte su Moravera. Per gli istituti superiori sto parlando. Questi ragazzi si alzano all'alba perché prendono la corriera, devono arrivare da questi paesi dove sono i 2 istituti, ma c'è una cosa buona, che questi ragazzi, nonostante questi sacrifici, studiano, sono bravi, vanno all'università, molti si laureano, molti con ottimi risultati. Poi, una volta che si laureano, tornano al paesello, non c'è niente, cioè non abbiamo le linee telefoniche, a tratti funzionano. Metà, se voi andate con le macchine in giro, non funzionano i telefonini, perciò ci sono
cioè delle deficienze proprio anche di comunicazione. Cioè, non sembriamo in Italia sotto certi punti di vista. Perciò questi ragazzi, una volta che tornano al paesello, se va bene trovano qualche lavoro di qualsiasi tipo, prendono l'aereo o la nave e se ne vanno via. Questo cosa sta comportando? Sta comportando una drastica diminuzione della popolazione. Io ho preso i dati dai comuni dal 31/12/2013, 31/12/2023, c'è stata una diminuzione della popolazione superiore al 15%. Non parliamo delle nascite, non fanno più bambini. Perché? Non c'è lavoro, non ci sono servizi. I servizi sono in effetti banca, poste, in alcuni posti ci sono, in altri 2 volte alla settimana, in qualcuno che è piccolo magari niente. Allora questa è la nostra situazione. Io mi sono candidato per far sì, e sperando che Progetto Sardegna, dopo aver visto il programma, riesca a, non dico a risolvere tutti i problemi perché bacchette magiche non ne ha nessuno, però almeno mettere in condizioni queste persone, perché poi siamo tutti, non dico tutti anziani, però l'età media degli abitanti di questa zona non è sicuramente 20, 30 o 40, ma molto di più. Di conseguenza, forza Varesi, anche se è un termine non... però andiamo con il Progetto Sardegna. Grazie Andrea Pisano. È il momento di Anna Rita Podesu. Buongiorno a tutti e a tutte. Provengo da una lunga esperienza sindacale nel settore agroindustria e oggi sono una piccola imprenditrice agricola, con grande orgoglio. Così come con grande orgoglio sono qua a far parte di questa straordinaria, bellissima squadra che è appunto la Rivoluzione Gentile. Io mi sono occupata per tanto tempo, un'esperienza ultra trentennale in un importante sindacato a tutela dei diritti dei lavoratori, ma sempre devo dire che è un argomento fondamentale, la tutela dei lavoratori, imprescindibile, fondamentale. Ma ho svolto il mio ruolo sempre anche con uno sguardo rivolto alle condizioni delle aziende, perché soprattutto in una realtà produttiva, un tessuto produttivo come quello della Sardegna, estremamente frammentato e fragile, credo che sia essenziale pensare anche alla sostenibilità delle aziende, perché dobbiamo anche favorire l'occupazione come elemento propulsore di uno sviluppo economico, che da tanto tempo in tanti auspichiamo in Sardegna, ma che purtroppo, come dire, vede di giorno in giorno in questa situazione, in questo contesto, ci vede sempre più delusi e scoraggiati. E come sappiamo la nostra terra infatti vive ormai una condizione di forte degrado economico ma anche sociale, con tutto ciò che consegue. Anche l'amico precedentemente ci raccontava del disagio delle zone interne, disagio che è economico e sociale e tutto ciò che consegue. E quindi io dico che davvero dobbiamo essere fieri di appartenere a questa coalizione, dobbiamo costruire con forza, con determinazione, una profonda discontinuità rispetto a tutto ciò che ci ha portato a questa situazione e mettere in campo quindi tutte le forze nuove, con nuovi progetti, nuovi orizzonti, forse una nuova classe dirigente per cambiare finalmente le sorti di questo paese, di questa regione, che è sempre stata nella storia, purtroppo sappiamo, oggetto di scorribande e di conquista. E quindi certamente c'è tanto da fare, però è possibile, se vogliamo, se siamo uniti, se siamo forti, se ci crediamo, perché questo è davvero fondamentale. E questo è possibile, si può fare ripartendo. Ci sono tanti problemi da affrontare, tutti i settori, ma io penso che dobbiamo ripartire da due infrastrutture fondamentali, che sono un'efficiente sanità,
e assistenza ai bisognosi, alle tante persone che purtroppo vivono condizioni di disagio rispetto anche alla salute, e abbiamo bisogno di una scuola, di una formazione forte e efficiente in grado di sostenere e strutturare i giovani nel loro percorso di crescita personale prima di tutto e poi professionale. E perché dobbiamo rafforzare l'identità di tutti quanti, a partire appunto dai nostri ragazzi, e per garantire un percorso di vita dignitoso. E però poi è necessario anche pensare al tessuto produttivo, penso. Ne sono convinta. Dobbiamo ricostruire l'economia e dobbiamo pensare a produrre. Una Sardegna, una terra come la nostra, produce il 20% di quello che consuma. Vuol dire che dipendiamo, anche per ciò che noi mangiamo, dipendiamo dal resto d'Italia e forse anche dall'estero. E allora ricostruire l'economia anche attraverso la produzione, riprendere a produrre e anche creare ovviamente posti di lavoro, perché questo è fondamentale, perché solo attraverso il lavoro si può costruire una società. Non dimentichiamo che in Sardegna, in certe aree, abbiamo circa il 50% di disoccupazione giovanile. E allora qual è il futuro di questi giovani? Cosa possono aspettarsi? È chiaro che dobbiamo davvero ripensare lo sviluppo economico di questa terra e quindi pensare ad uno sviluppo economico sostenibile che veda la valorizzazione delle nostre risorse endogene a partire da un'agricoltura e da una zootecnia per costruire, attraverso la creazione delle filiere, un comparto agroindustria strutturato, forte, anche della integrazione con tutte le specificità della nostra terra, la storia, la cultura, le tradizioni, l'archeologia, la biodiversità, l'ambiente, per costruire quindi una forte integrazione con il turismo e anche l'ospitalità come in una terra appunto magica, unica che è la Sardegna. D'altronde siamo riconosciuti come la terra dei centenari. Non è una cosa di poco conto, questa è una delle 6 blue zone al mondo e questo grazie non solo alla genetica, ma per l'80% grazie, questa è la ricetta insomma che i centenari ci indicano, grazie all'alimentazione e alla qualità della vita in Sardegna. E quindi penso che già questo ci dice quante opportunità di sviluppo e di cambiamento abbiamo, quanto dobbiamo sentirci motivati e spinti a costruire. E certamente, io ne sono molto sicura da tanto tempo, non bastano gli slogan e non abbiamo più voglia e non le vogliamo più le pacche sulle spalle, ma è necessario invece costruire percorsi strutturati di cambiamento radicale con impegno, coerenza, responsabilità delle decisioni e delle azioni e rispetto delle persone, dell'ambiente, delle nostre risorse e della nostra terra. E quindi penso che possiamo farcela tutti quanti insieme, grazie a Renato Soru che ha risvegliato le coscienze e la passione per la politica etica come interesse per la collettività e lo sviluppo della Sardegna, quello sviluppo vero che si contrappone a ciò anche che vediamo come la politica è una cosa sporca e clientelare, e grazie davvero perché ci ha chiamati con impegno a cambiare responsabilmente le sorti della nostra terra. E allora buon lavoro a tutti noi. Grazie. Era Anna Rita Poddesu e adesso ascoltiamo Maria Grazia Puzzu. Buongiorno, mi chiamo Maria Grazia Puzzu, sono nata a Cagliari e vivo a Cagliari. Mi sono laureata in Scienze della Comunicazione all'Università di Cagliari, dove attualmente sto conseguendo la specializzazione. Mi candido poiché le modalità comunicative di Renato Soru rispecchiano pienamente i valori in cui io credo e che si rivolgono a un gruppo di elettori che, a mio parere, selezionano persone di competenza, anche imprenditoriali, che dal mio punto di vista è indispensabile per stare al passo con il nostro tempo e con il rapidissimo
sviluppo delle tecnologie. Modalità le sue che hanno guardato dentro le questioni delicate e strategiche, come il sistema integrato dei servizi socioassistenziali e sanitari, l'istruzione e la formazione professionale, che sono settori in cui c'è bisogno di etica, oltre che di stanziare risorse economiche e competenze professionali. I modi di Renato Soru esprimono concretezza, garbo e non violenza. La proposta di una rivoluzione gentile, dalla quale sono stata incantata e coinvolta, si separa dalla tendenza alla polarizzazione e alla separazione e divisione, che connotano le forme attuali di comunicazione, troppo spesso aggressive e rivolte al nemico. È importante più che mai oggi discernere, disincentivare l'odio, continuamente alimentato attraverso i canali social, che sarebbero invece strumenti utili di cooperazione. Renato Soru è riconosciuto come un uomo politico e come un imprenditore, avendo dimostrato grandi capacità di ideare strutture concrete e tangibili correlate alla digitalizzazione, che hanno creato nella società sarda opportunità di lavoro e di educazione senza precedenti e futuri analoghi. Partendo dall'esperienza personale e professionale, che ha visto la difficoltà di conciliare la vita privata, lo studio e la vita professionale, oggi mi candido poiché credo che l'agenda di Renato Soru possa aiutare la mia generazione, le giovani e future generazioni che verranno a godere di una programmazione integrata dei servizi alla persona che aumenti la qualità della vita di ciascuno, portando maggiore giustizia sociale. In base all'esperienza di Renato Soru e alla sua capacità di guardare lontano, credo vi sia una possibilità concreta di coniugare impresa, sostenibilità e tutela delle persone. Ed è su queste basi che condivido con voi oggi la mia fiducia in Renato Soru, affinché insieme si possa agire nei settori della salute, dell'educazione e dell'impresa, perché questi ambiti, troppo spesso trascurati nel passato, vengano promossi e migliorati per portare prosperità a tutte le persone. Grazie. Grazie Maria Grazia Puzzu. E adesso il palco è di Federica Rossi. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Federica Rossi, lavoro nel settore bancario da 23 anni circa. Negli ultimi 8 anni mi sono occupata e mi occupo di aziende, di imprese. Questo chiaramente mi ha permesso di entrare in contatto con il tessuto economico sardo. Quello che vorrei, il fatto per cui mi sono candidata, è che quando ho sentito parlare di rivoluzione gentile ho visto un programma che mi rispecchiava, che rispecchiava noi sardi, un programma fatto dai sardi per i sardi, anche perché il fatto di vedere tanti imprenditori quasi tristi, ma comunque sia dediti al loro lavoro, persone che si impegnano costantemente per avere un risultato, credo che sia giusto anche per loro portare avanti delle politiche economiche, degli interventi che diano nuovamente fiducia al nostro tessuto, degli interventi che possano valorizzare il nostro territorio e le persone che lo costituiscono. Abbiamo veramente delle risorse
inestimabili, abbiamo capacità, professionalità e tutte le caratteristiche che possono far sì che la Sardegna emerga senza dover attendere niente dall'esterno, ma soltanto con le proprie forze e con i propri mezzi, a mio parere. Ho deciso di impegnarmi con passione, con dedizione a questo progetto, perché io sono così, quando mi impegno in qualcosa lo faccio con sentimento, per cercare di dare alla nostra terra un futuro diverso, creare qualcosa di bello tutti insieme, e chiedo a voi di fare lo stesso. Chiedo il vostro impegno per portare avanti questo progetto. Grazie. Grazie Federica Rossi. Il microfono adesso è tutto per Corrado Secci. Salve a tutti. Allora, mi rivolgo a Romina che ha parlato prima di coraggio, no? Il coraggio ci rende liberi, dice qualcuno, no? E quindi mi sento coraggioso e libero di affrontare questo nuovo percorso con questa bellissima squadra. Anche io, come il collega, corro un po' tutti i giorni, no? E la corsa mi rende libero, felice, mi stanco, torno a casa comunque soddisfatto. E il respiro, diceva il collega Montalbano, l'ossigeno, il sole e le tante belle cose che ce regala la Sardegna. È stato già detto tutto, quindi di quel poco che mi sono scritto sto cercando di parlare a braccio. Provengo dal PD, anch'io, segretario del mio paese, di Guasila, da subito fino all'altro ieri, e quindi coraggioso anche da quel punto di vista. Ho fatto tutto un passaggio che parte dal Partito Popolare, Margherita e poi PD. Altra parola importante è l'entusiasmo fondamentale in questo percorso, l'entusiasmo che è venuto a mancare in questi ultimi anni, anche perché, devo dirlo, per me, per molti di voi sicuramente vi siete accorti che in questi 5 anni tra maggioranza e opposizione regionale non c'era differenza. Io opposizione non ne ho visto e quindi mi preme dirlo questo, anche perché l'opposizione serve per stimolare la maggioranza, e così non è stato. Cosa dire? Diciamo che stiamo intraprendendo tutti un nuovo percorso, tutti insieme. Mi è stato chiesto anche altre volte di candidarmi, però mancava questo entusiasmo. Oggi c'è, grazie a una persona, questa persona è il Presidente Soro. Ogni volta che lui si candidava, anche nel mio paese, io lo aiutavo, cercavo di portare avanti il suo programma e i risultati si triplicavano. C'è stato un periodo delle europee, mi ricordo che il PD con la sua candidatura addirittura ha sfiorato il 50%. Oggi al mio paese sarà 8%, 9%, forse anche per colpa mia, non lo so. Oggi cercherò di portare questo simbolo in giro anche per il mio paese, un po' in tutto il territorio, lo sto facendo con molto entusiasmo. Ho incontrato tantissime persone, sono tutti entusiasti. L'altro giorno ho incontrato un carissimo amico e mi ha detto: guarda Corrado, se ti voto, ma soprattutto sono entusiasta che c'è candidato Presidente Soro, e mi ha detto: vedo questa cosa come lo scudetto del Cagliari, se dovesse vincere Soro mi imbriago, mi ha detto, mi imbriago. E quindi le ho detto: allora ci ubriachiamo tutti insieme e festeggiamo tutti insieme. Altra cosa, volevo chiudere perché si è parlato di scuola. Ho sentito l'altro giorno l'intervento del Presidente Soro sempre alla trasmissione Lo Specchio, se non mi ricordo bene, ha detto che il suo primo intervento, qualora diventasse Presidente, speriamo di sì, è quello della scuola. Non posso essere che orgoglioso, visto e considerato che tutti i giorni ha a che fare col mondo della scuola. Comunque chiudo qua dicendo che è dura, ma potremmo farcela per vincere. Corrado Secci. E adesso è il turno di Giovanni Secci. Buongiorno a tutti.
sono Giovanni Secci, però prima di raccontarvi l'esperienza che voglio portare all'interno di Progetto Sardegna e le motivazioni, voglio condividere con voi un'emozione. L'emozione di parlare davanti a una platea che ha scelto di essere qui consapevolmente perché crede in questo progetto e per conoscerci. L'emozione di parlare in un luogo come questo, che è un luogo di cultura, di arte, e parlare nei luoghi di cultura e di arte ha sempre un significato particolare e crea un'emozione particolare. Ma soprattutto l'emozione di essere qui per parlare di Progetto Sardegna, per parlare del coraggio che tutti noi e tutti voi che siete qui state dimostrando nel perseguire un'idea, una visione di Sardegna che è diversa da quella che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni. Stiamo ricominciando il futuro, nel senso che stiamo riallacciandoci a un discorso troppo presto interrotto, perché noi il futuro lo abbiamo intravisto, e l'abbiamo intravisto nella prima legislatura Soru. Noi abbiamo visto lì un'idea di Sardegna, abbiamo visto concretamente che un'idea e una visione da astratta può diventare pratica, e lo abbiamo visto con tutte le norme che sono nate in quegli anni, con tutti gli interventi che sono stati posti in essere. Io alle persone chiedo, adesso che le incontro, che ho iniziato a incontrarle per la campagna elettorale, chiedo, provate a ricordare 3 provvedimenti, iniziative, leggi che hanno in qualche modo influenzato in modo forte la vostra vita a livello regionale. Chiunque andrà a raccontarmi iniziative del periodo Soru. Nessuno ricorderà leggi successive al 2009 che hanno cambiato la loro vita in modo concreto. Ricorderanno gli interventi sul paesaggio, ricorderanno gli interventi sulla formazione professionale, la riforma sanitaria, il Master and Back, il Sardinia Speaks English. Ricorderanno tante di queste iniziative, ma potremo continuare ad elencarle. E quindi l'emozione di essere qui a parlare di questo è grande ed è importante. Che esperienza porto? Porto l'esperienza che vivo quotidianamente nel lavoro, vivendo all'università o comunque un osservatorio particolare davanti ai giovani. Io sono un funzionario, ma lo vedo, ho vissuto una buona parte della mia esperienza professionale presso una facoltà, quindi ho parlato tanto con gli studenti, con i ragazzi, e vi restituisco solo una piccola parte. Se prima, vari anni fa, andare all'estero a studiare veniva vissuto come una grande esperienza, come una grande avventura da compiere, oggi molti la vivono come una necessità, come una costrizione, e non poter scegliere è ben diverso dal poter scegliere di andare. Oggi sono costretti a scegliere di andare perché in Sardegna non trovano ciò che desiderano trovare, ossia una possibilità di futuro. Quindi a volte lasciano anche prima le nostre università per andare nelle altre, perché sperano di iniziare ad entrare in un territorio che grazie alla floridità economica gli dia delle possibilità maggiori. E questo non va bene, perché loro devono poter scegliere di stare anche qui, vivere qui, fare impresa qui, trovare lavoro qui, costruire la famiglia qui, se lo desiderano. Porto l'esperienza da amministratore, perché per 5 anni io sono stato assessore al bilancio, programmazione e attività produttive del comune di Quartuccio. Esperienza entusiasmante, ma allo stesso tempo anche molto difficile, perché finché uno non prova con mano ad amministrare non si rende conto di quanto sia difficile amministrare. Poi da cittadini noi ci lamentiamo di tante cose, non fanno questo, ma amministrare, credetemi, è veramente difficile. Trovare gli strumenti per dare le risposte ai cittadini, ma soprattutto ascoltare i cittadini, le loro aspettative, e ci sono anche i momenti, se da un lato c'è l'entusiasmo quando si riesce, c'è la frustrazione quando non si riesce a dare queste risposte. E ancora di più capire, è difficile da definire, quanto sia difficile operare per il bene di una collettività sapendo che le scelte devono essere scelte coraggiose, perché non tutte le scelte sono condivise da tutti. Arrivo velocemente alle motivazioni per cui siamo qua. Parlavamo di coraggio, qualcuno l'ha già nominato. Io, come altri amici, proveniamo dal PD. La scelta di essere qui oggi, oltre che essere una scelta di condivisione totale, è una scelta di cuore ma di ragione, perché il Progetto Sardegna non nasce oggi, nasce tempo fa, oggi è naturalmente attualizzato alla realtà attuale, ma è un processo, come abbiamo detto, che riprende. Però la scelta nostra, soprattutto di chi è uscito dal PD, è una scelta di coraggio, perché saremmo potuti restare lì, come fanno molti, nascosti, senza, facendo finta anche di
che non succede niente sperando di raccogliere briciole. A noi le briciole non interessano, a noi interessa portare avanti un'idea di Sardegna, un progetto per la Sardegna. E quindi è stata una scelta di coraggio entusiasmante quella di lasciare gli incarichi nel Partito Democratico ed essere dentro Progetto Sardegna con convinzione. E come dicevo, la motivazione maggiore è che bisogna metterci la faccia, bisogna impegnarsi, correre, perché per far ricominciare il futuro, quel futuro che era stato troppo presto interrotto, serve che le persone abbiano il coraggio di farlo personalmente. Tutti noi, non possiamo stare ad aspettare. Nessuno farà niente per noi in Sardegna. Siamo noi che dobbiamo fare qualcosa per noi stessi e per la nostra terra. Se noi aspettiamo che venga qualcuno a fare qualcosa per noi, continueremo ad avere la situazione attuale, ossia l'immobilismo, nella migliore delle ipotesi, o addirittura scelte strategiche deleterie per tutti noi cittadini sardi. Quindi, chiudo dicendo, è un appello questo, l'appello a contribuire tutti, a parlare con le persone, a dire che questa è la scelta per il futuro, una scelta vincente. La scelta vincente non è votare altri, il voto utile, perché un voto coraggioso ed un voto per costruire qualcosa è votare Progetto Sardegna e votare Soru. È l'unico voto utile possibile in questo momento. Ed è questo che deve essere detto alle persone, perché non passi un'idea di ripiego, di votare qualcosa di diverso solo perché si ha paura di un qualcosa. Peggio di come siamo non possiamo andare in quest'isola. E l'unico voto utile è Progetto Sardegna. Grazie. Grazie Giovanni Secci. E adesso conosciamo Elisabetta Todde. Buongiorno a tutti, dulcis in fundo. Concludo questa presentazione dei candidati di questo schieramento. Devo leggere perché sono emozionata, scusatemi. Devo ammettere che ho messo un po' di tempo a elaborare un'idea per me fuori dagli schemi, candidarmi come consigliere regionale nella lista Progetto Sardegna di Renato Soru. La mia è una vita lontana dai riflettori, con una lunga tradizione familiare legata all'industria dolciaria e al lavoro. E Renato Soru, oltre a essere un personaggio pubblico, è un imprenditore come me. La politica a cui ho sempre guardato con grande rispetto per la passione, l'impegno, la proposta civica. Gli anni in cui è stato al governo della Sardegna sono stati gli unici in cui si sentiva chiaramente la presenza di una visione, di una fiducia condivisa. Ecco, io ho scelto di scendere in campo al fianco di Renato Soru, forte di una convinzione: il lavoro è la nostra forza. Se vogliamo ricostruire un sistema di valori, occorre ripartire dal lavoro. Soprattutto dobbiamo avere la possibilità di poterlo svolgere al meglio. Nella mia vita di imprenditrice sono stati, e continuano ad esserlo, davvero troppi i cavilli e le lungaggini burocratiche che hanno fatto da freno. Non è più accettabile vedere trascorrere anche lunghi mesi prima di ricevere dagli uffici competenti una risposta, un documento, un'autorizzazione che dia il permesso di procedere. Sono tempi morti, inutili, umilianti per chi agisce con volontà e impegno. Per questo motivo, che sento molto forte tra i tanti imprenditori e lavoratori che mi circondano, ho deciso di accettare questa sfida. L'obiettivo è facilitare a tutti noi l'iter burocratico e far ripartire la legge sul commercio. Oggi più che mai c'è bisogno di chiarezza, di ascolto, di preparazione e competenze. Il mio lavoro nutre la nostra vita, il lavoro è la radice di questa terra. Grazie ancora. Grazie Elisabetta Todde, restate qua sul palco perché adesso raggiungono anche gli altri candidati e le candidate della lista di Progetto Sardegna. Sta arrivando quel momento, il momento in cui salirà sul palco anche chi guida la coalizione sarda, il presidente Renato Soru. Grazie mille, grazie molto. Ci siamo tutti. Ci siamo tutti.
Bene, grazie a tutti e a tutti voi che siete qui e grazie davvero moltissimo di cuore a tutti e a tutti voi che avete deciso di fare questo percorso insieme. L'abbiamo deciso anche abbastanza in fretta, in maniera un po' concitata, in maniera un po' qualche volta emozionante, insomma. E però, avendovi ascoltato, capisco che l'avete fatto tutti con il cuore, con grande entusiasmo e con il senso di responsabilità, insomma, che viene un momento nella vita in cui tutti facciamo un passo in avanti, usciamo anche dal nostro privato e ci mettiamo a disposizione in qualunque modo di un sogno per un destino non solo personale, ma per un destino insieme, di una comunità. Io sono anche, devo dire, piuttosto emozionato a rivedere quel simbolo di Progetto Sardegna, vederlo così dietro di noi, Progetto Sardegna, quella piantina della Regia Nuragica di Barumini, che cercava di rappresentare la volontà proprio di mettere sulla pianta, mettere sulla carta un progetto complessivo di una cosa grande da costruire, un'idea nuova di Sardegna e soprattutto una Sardegna che uscisse dalla povertà, che acchiappasse la modernità, che fosse capace di un benessere diffuso e condiviso per ciascuno, nessuno escluso. Era il simbolo di un movimento che allora quasi mi impose, non c'erano le primarie, ma proprio dalla base, da tantissime decine, forse più di 100 riunioni in giro per la Sardegna. Quel movimento lì fece sì che venni candidato col centrosinistra, vincemmo le elezioni. Quel movimento è confluito in una speranza di una storia politica nuova per l'Italia, una speranza di una grande nuova storia politica che nascesse dalle grandi vicende, i grandi ideali, il grande impegno dei due partiti dell'Italia repubblicana. E così è stata messa da parte quella storia e quel impegno e quel civismo così importante nel 2004. Oggi siamo qui nuovamente con questo simbolo per presentare una lista che si candida, che fa parte insomma della coalizione sarda, che mi supporta nuovamente in una sfida per la presidenza della regione. Questa lista l'abbiamo presentata ieri a Sassari, la presentiamo oggi e ormai insomma in qualche modo la stanno presentando in giro per la Sardegna. Ma oggi non vorremmo solamente presentare una lista e questi 20 bellissimi e bellissime candidati. Siamo qui perché stiamo facendo un percorso nuovo. Siamo qui perché pensiamo che ci sia bisogno in Sardegna non di un altro movimento, di un'altra lista civica per le elezioni e per eleggere qualcuno, ma ci sia bisogno in Sardegna di una storia diversa rispetto a quella che ci stanno proponendo i partiti italiani, i partiti nazionali, che hanno i loro pregi, i loro difetti, i loro meriti e comunque rispondono a un ruolo importantissimo che la Costituzione gli dà, e cioè quella di rendere possibile, quando la rendono possibile, la partecipazione democratica alla vita di ogni cittadino. Beh, in Sardegna noi pensiamo che quella partecipazione democratica possa essere più vera, più accogliente, capace di massimizzare meglio la volontà di partecipazione, la capacità, le idee, l'entusiasmo di ogni cittadino e cittadina. Pensiamo che la scena politica nazionale alla fine ci sta consegnando dei partiti ormai chiusi in se stesso, cristallizzati, sempre più fossilizzati, rappresentanti più che di una
vasta platea di cittadini e cittadine, spesso rappresentanti di gruppi dirigenti che cercano di perpetuarsi o che cercano gli equilibri migliori che comprendano anche i loro destini personali. Forse è la vicenda della vita, di ogni essere vivente che prima o poi appunto invecchia, tende a sclerotizzarsi, a irrigidirsi, non lo so. Ma certamente quello che ci appare, no? Che ci è apparso in queste settimane, diciamo, non è incoraggiante per la politica sarda. Abbiamo visto le scene per scegliere il candidato della destra. Sembrava che gli unici a non essere coinvolti fossero i sardi. Un giorno parlava Salvini, un giorno parlava Tajani, un altro giorno parlava un rappresentante romano di Fratelli d'Italia, poi bisognava riunire un tavolo romano, poi ci sarebbe stato chissà quale incontro, fin tanto che hanno fatto una piccola finzione al teatro, al Palazzo Tirso, ma poi alla fine quella finzione è stata subito chiarita ed è arrivata la decisione romana. La destra presenta la decisione romana. Per quanto riguarda quello che una volta era il centrosinistra non ha voluto parlare. Il centrosinistra non aveva un candidato. Il centrosinistra si è affidato al volto nuovo di Alessandra Todd, espressione del partito che non era del centrosinistra, del partito che ha rappresentato il populismo, il giustizialismo, il massimalismo, anche un linguaggio nuovo, violento, escludente nella politica italiana. In Sardegna abbiamo visto anche questa decisione come è arrivata calata dall'alto, sulla base di interessi che non sono i nostri, sulla base della possibilità di fare alleanze a livello nazionale, magari di assegnare una regione ad un partito invece che un'altra. Tutte cose che non ci riguardavano. E per quelle cose lì però è stata barattata la possibilità in Sardegna di chiedere di lasciare alla responsabilità degli elettori e simpatizzanti del centrosinistra la possibilità di scegliere il loro candidato, la loro candidata migliore. Si è preferito tacere, si è preferito chiudere, si è preferito negare a tutto il centrosinistra la possibilità solo di esprimere un candidato. La regola, o meglio il diktat era: il candidato esiste già ed è di questo partito, e poi arrangiatevi, vediamo che cosa succede. Chiedendo a tutti noi, insomma, di votare turandoci il naso, no? Forse lo faranno a destra e forse qualcuno non lo farà, e in tanti lo faranno anche in quella che era una volta l'area del centrosinistra, forse qualcuno non lo farà, forse qualcuno non lo farà nemmeno tra i 5 Stelle, perché anche la storia dei 5 Stelle in Sardegna è stata comunque messa da parte, con la scelta che era sicuramente che sarebbe stata sicuramente diversa. Ora, gli ultimi 10 anni della politica italiana, soprattutto, che cosa ci hanno dato? Ci hanno dato 3 fiammate. La fiammata di Grillo, e abbiamo visto come è cresciuta e come si è spenta, e come ora cerca di ripartire, eventualmente a spese del PD. Abbiamo visto la fiammata di Salvini. Le ultime volte che veniva in Sardegna rappresentava un partito del 30%, ha rappresentato il partito maggioritario, sembrava avesse l'Italia in mano, è durata davvero meno di un fuoco di paglia. Oggi all'improvviso abbiamo questa fiammata di un partito che conosciamo la sua storia, i suoi simboli, i suoi valori, le sue idee, che però in un baleno passa dal 3% al 30%, è una nuova fiammata. Io credo, spero e credo che sarà una fiammata che altrettanto in fretta tornerà ai livelli che aveva prima, esattamente come
è successo a Salvini. In fretta gli italiani si renderanno conto che le parole poi vanno tradotte in fatti, e tutte le parole che sono state spese anche un anno fa nella campagna elettorale della destra oggi presentano il conto in termini di pensioni, in termini di finanziamenti di questo di quello, in termini di riduzione delle tasse sui redditi, in termini di nuove politiche industriali, in termini di nuovi posti di lavoro, in qualunque cosa. E quindi sarà l'ennesima fiammata. Ma noi in Sardegna abbiamo bisogno di qualcosa che sia più stabile, che ci permetta di fare un percorso magari non velocissimo, ma solido, che ci permetta di arrivare lontano e in alto, che ci permetta di far uscire questa regione dalla povertà, dal ritardo di sviluppo, dai problemi che avete elencati, e farla diventare una regione che possa confrontarsi con le regioni più ricche, più avanzate dell'Europa. Abbiamo bisogno di questo percorso, e questo percorso ormai è chiaro, lo possiamo fare solo con un partito che abbia testa, cuore, gambe, ragionamenti, ambizioni, orizzonte legato alla nostra regione, legato al futuro della nostra regione, al benessere dei nostri cittadini e cittadine. Ecco perché non stiamo presentando solo una lista, stiamo presentando un partito, l'avvio di un percorso che crediamo sarà capace di unire tante altre anime che hanno testa, cuore, mente per la Sardegna, e che anche a noi ci porti in un breve tempo a costruire un'area politica, un partito simile a quello che hanno fatto molto prima di noi in altre regioni, in Val d'Aosta, nel Trentino, in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Scozia, ma anche nella Baviera, nella Germania, che pure era già divisa, o meglio, ha un sistema federale dei Land, quindi la Baviera, un suo Land, è cresciuto, si è imposta come il motore anche dell'economia tedesca, proprio grazie a questo partito regionale, che poi concorre anche al governo nazionale, ma in Baviera è il partito regionale che guida, ed è il partito regionale che è riuscito a portare il Land a livelli in cui è arrivato fino ad oggi. E stranamente, in tutte queste regioni che ho citato, la situazione di crescita, di sviluppo, il percorso che sono stati capaci di fare in questi decenni è migliore del nostro. Ecco perché sono molto contento, molto convinto, molto fiducioso per questa strada nuova che in Sardegna vogliamo avviare e stiamo avviando oggi. Certo, l'occasione è nata dalle elezioni regionali, dalla chiusura, dalla propria tetraggine con cui il PD e i 5 Stelle si sono posti in questa competizione elettorale. Ma una porta chiusa, davvero, in questo caso, come molto spesso succede nella vita, sta spalancando il portone di un percorso nuovo, io credo molto promettente per la Sardegna. Oggi abbiamo le elezioni regionali davanti e siamo qui per combattere e per vincerle, anche se abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto per la qualità delle liste che abbiamo fatto, abbiamo già vinto per la bellezza di questa lista qui a Cagliari, che sicuramente sarà capace di attirare l'attenzione dei cittadini e delle cittadine di questa circoscrizione, e abbiamo già vinto perché stiamo conquistando sempre più spazio, attenzione, fiducia. Abbiamo anche già vinto perché credo si possa dire che abbiamo imposto l'agenda politica in queste elezioni regionali. Abbiamo imposto i temi, abbiamo imposto i tempi, abbiamo imposto i temi. Qualche volta ce li copiano, qualche volta ci copiano le parole, qualche volta cercano di copiarci. D'altronde è facile, con lo streaming ci guardano, li vediamo sempre, li vediamo, sono lì.
con attenzione. Però non credo che le stesse parole usate da loro abbiano la stessa convinzione, abbiano la stessa capacità di essere messe dentro un'idea collettiva, una visione per la Sardegna. Mi sta pure scendendo il sangue dal naso. Però non è niente. Andiamo, vado avanti naturalmente. Allora, quello che ci propongono cos'è? Progetti confusi? Certamente il progetto della destra non lo conosciamo nemmeno, no? Conosciamo da qualche giorno il candidato. Per fare cosa? Non lo so. Certamente so che cosa sta facendo Giorgia Meloni in questi giorni, che cosa fa il suo governo. In questi ultimi mesi ci ha sottratto le competenze sulle zone economiche speciali, ci ha sottratto e ci sta sottraendo sempre di più le competenze per l'utilizzo dei fondi per lo sviluppo e la coesione. Ci sta sottraendo competenze per la gestione dei parchi naturali. Ci stanno sottraendo le risorse, perché ieri Salvini, ma tanto non ci crede più nessuno, è venuto a dire che aveva 10 miliardi da distribuire, ma tanto non ci crede più nessuno, l'abbiamo già detto, sono soldi del Monopoli, soldi farlocchi, soldi che non esistono. La verità è che stanno sottraendo dalla finanziaria e cercano di sottrarli anche dai fondi di sviluppo e coesione i soldi per finanziare il ponte di Messina, che sarebbe la grande opera, la piramide di Salvini e di questo governo di destra. Ma secondo me è una finzione anche quella. Fanno finta di metterli lì, perché tanto sanno che poi quella cosa non si realizzerà. E metterli lì significa non spenderli né in Sardegna né nelle altre regioni del sud, e significa lasciarli a disposizione delle regioni del nord, perché è esattamente quello che vogliono fare. Vogliono separare l'Italia economicamente e politicamente. Proprio l'altro giorno hanno approvato al Senato il disegno di legge Calderoli, il disegno di legge sull'autonomia differenziata, che di fatto renderà tutte le regioni speciali, quelle del nord più speciali perché più ricche e con più poteri, e quelle del sud più speciali perché più povere, con meno poteri e più rassegnate. Gli altri avranno più poteri, al sud con meno risorse avranno meno poteri, e anche la Sardegna diventerà più speciale, perché anziché avere la possibilità di mettersi a trattare, no, io finisco, fatemi finire. Non morirò dissanguato, mi dispiace per lo spettacolo. La Sardegna sarà speciale al contrario. Avrà più difficoltà a rinegoziare i suoi poteri, a rinegoziare le sue responsabilità, i poteri che gli servono in materia di energia, in materia di trasporti, in materia di fisco, di gestione dei beni culturali, quello che gli serve per portare avanti davvero un'idea di sviluppo, concretizzarla, portare avanti questa rivoluzione che vogliamo fare in Sardegna. La Sardegna sarà più speciale al contrario. Di questi giorni ci hanno avvisato che finalmente stanno trovando il luogo dove localizzare le scorie nucleari. Il ministro Crosetto, che è stato qui a Cagliari, il ministro della Difesa, ci ha detto che in Sardegna le basi non devono diminuire, anzi. E ci ha detto anche, recentemente hanno anche detto, che le scorie nucleari forse il posto migliore è metterlo dentro una base militare. E poi hanno aggiunto, dentro una base militare esistente, non nuova. Ma chi è che ha più basi militari in Italia? Ce le abbiamo noi. Ora io non voglio dire che stanno sicuramente parlando di noi. Certo che è inquietante, ma ancora di più inquietante è che se tutte queste cose che stanno succedendo, come in un vortice, dovessero essere messe nelle mani di Truzzu, del rappresentante scelto da Giorgia Meloni, del rappresentante del partito di Giorgia Meloni, anzi amico di Giorgia Meloni. Quando ci sarà sono impressionati l'ho capito.
No, voglio dire, è davvero inquietante. No, voi pensatevi, c'è da contrastare questa idea di autonomia differenziata. Chi andrà a contrastarla con Giorgia Meloni? Truzzu. C'è da contrastare questa idea di scorie, di poligoni militari che non possono essere diminuiti, di attività della difesa, di inquinamento, di distruzione di Capo Teulada. Chi andrà a parlarne? Truzzu. Chi andrà a contrastare questa calata dell'eolico selvaggio? Truzzu. È impossibile. Con lui stiamo consegnando la nostra autonomia, il nostro futuro, il nostro ambiente, il nostro tutto a Giorgia Meloni. Ancora 2 minuti e ho finito. Dall'altra parte abbiamo Todd, abbiamo l'esperienza al governo dei 5 Stelle e il silenzio del PD. Abbiamo l'esperienza al governo dei 5 Stelle. Io me la ricordo bene l'esperienza al governo dei 5 Stelle, con Conte a fianco a Di Maio e Salvini. Mi ricordo bene il primo governo dei 5 Stelle, insieme a Salvini, insieme alla destra, insieme alla peggiore destra e ai peggiori provvedimenti di destra. Mi ricordo quello che è successo nell'immigrazione, mi ricordo le loro promesse in termini di abbassamento dell'età pensionistica, mi ricordo i pasticci che hanno fatto nella gestione del debito pubblico, mettendo a rischio la stabilità finanziaria del Paese. Tant'è che poi sono stati sostituiti. E cambiando governo, che cosa hanno fatto i 5 Stelle? Hanno detto, beh no, noi ci mettiamo da parte, noi governavamo con la destra, siamo di destra. No, sono rimasti lì. Hanno spostato tutto, l'unico che non si è spostato è Conte. Quello che contava, quindi, era evidente che non erano programmi, visioni, idea di futuro. Quello che contava era solamente la gestione del potere. Con destra e con sinistra loro sono rimasti lì. Sono rimasti lì. Cosa ci hanno portato? Ai trasporti ci hanno portato Toninelli, ve lo ricordate? Non voglio ricordare quel governo, dico solo che ci hanno parlato a lungo di come avrebbero superato la povertà e di come avrebbero trovato e fatto politiche attive del lavoro e fatto riemergere dalla disoccupazione, dall'esclusione sociale, una grande massa di lavoratori e di lavoratrici. Non mi ricordo più come si chiamavano, i tutor, il modello americano, il professore che arrivava, i navigator. Vi ricordate? I giornali erano pieni dei navigator. Dove sono finiti i navigator? Chi li ha visti? Chi ha mai parlato con un navigator? Chi ha visto una persona assunta da un navigator? Nessuno. Chi ha visto le loro politiche attive per il lavoro e di reinserimento lavorativo? Si sono limitati al reddito di cittadinanza, per carità, buona cosa per chi l'ha percepito e per chi ha potuto comunque tirare avanti. Ma l'idea della politica non è di aiutare a tirare avanti. L'idea della politica dovrebbe essere, credo, di aiutare nell'emergenza, aiutare nel bisogno, aiutare nel necessario, ma finalmente strappare una persona alla solitudine, strappare una persona all'esclusione, al vicolo cieco dove è finito, strappare una persona dalla mancanza di abilità, di capacità spendibili, strappare una persona proprio dalla impossibilità di trovarle un posto di lavoro e riconsegnargli invece una capacità, una qualifica, una possibilità di essere davvero spendibile, utilizzabile nel mercato del lavoro e quindi di passare a se stesso e non condannarlo all'elemosina per sempre. In questo i 5 Stelle non hanno fatto nulla hanno saputo fare. E cosa sapranno fare in Sardegna? Ma in Sardegna l'hanno già dimostrato cosa hanno saputo fare. Lo potete chiedere a Porto Torres, lo potete chiedere a Carbonia, potete chiederlo persino ad Assemini, ne abbiamo parlato. E avete anche ricordato quanto è stata bella l'esperienza dell'alleanza ad Assemini. Questo è.
Da una parte un'esperienza di governo nazionale che sembra fatta apposta per prendere a martellate la Sardegna, perché ogni cosa è contro di noi nelle parole e soprattutto nelle azioni di questo governo. Sempre da quella parte l'esperienza uscente di questo governo regionale che ci ha lasciato la sanità come ce la sta lasciando, ci sta lasciando i trasporti come ce li sta lasciando purtroppo, ci sta lasciando il sistema della scuola, il sistema del mondo delle imprese, del mondo del lavoro. Insomma, ci sta lasciando una Sardegna più povera di quella che aveva in mano. Una Sardegna che è tornata nell'obiettivo 1, ma ce la sta lasciando con 3 miliardi in cassa, perché non li sa spendere, e ci sta lasciando con tutti i soldi della programmazione 2020-2027, perché sono passati ormai 3 anni, siamo al 4º anno, non sono stati ancora capaci di spendere un euro. E non era il governo del Pisdaz, era il governo della destra, perché c'era il Pisdaz, c'era la Lega e c'erano Fratelli d'Italia, lì, insieme. E credo che non sia il caso di ridare la Sardegna, il governo della Sardegna in mano loro. Credo che non sia nemmeno il caso di dare il governo della Sardegna in mano ad Alessandra Todde. Non conosce la Sardegna, non ha mostrato idee originali. È stata imposta e come tutti quelli che vengono imposti non sono liberi. Io faccio l'esempio di quello che è successo a Sassari. Quando hanno fatto l'accordo col PD, 5 Stelle, il giorno dopo, evidentemente si erano messi d'accordo così, hanno detto ai loro consiglieri comunali, non pochi, 4, dimettetevi subito, uscite e quindi fate cadere la giunta a Sassari. Quindi, pur di avere la candidatura per la Sardegna, erano disposti a far cadere l'amministrazione comunale, non del più piccolo paese della Sardegna, ma della seconda città della Sardegna, a Sassari. Poi quelli lì giustamente hanno detto, ma che cosa volete? Sapete che c'è? Noi rimaniamo, abbiamo preso un impegno con i cittadini e l'hanno fatto e hanno onorato il loro impegno. E loro però ci hanno riprovato fino a minacciare espulsioni, eccetera, eccetera. Ma se a livello nazionale lo scontro tra Schlein e Conte dovesse andare avanti, e andrà avanti fino a che si capisce che in realtà quella non è una strada perseguibile, e Conte che è abilissimo a rovesciare il tavolo e lo scenario fino proprio all'opposto da un giorno all'altro, e magari immagina alleanze diverse nel momento in cui anche la fiammata di Giorgia Meloni dovesse spegnersi, cosa farà? Cosa direbbe a chi governa la Sardegna? Farebbe lo stesso che hanno appena fatto con i consiglieri comunali di Sassari. No, c'è una nuova alleanza, in Sardegna c'è, andatevene pure a casa, facciamoli vedere, insomma, noi dobbiamo perseguire una strada diversa. Insomma, non abbiamo ambiguità, non abbiamo bisogno di ambiguità, noi abbiamo bisogno di certezze, noi abbiamo bisogno di una visione chiara per il futuro, coerente, consapevole, e proprio la volontà di portarla avanti fino in fondo e non della gestione mera, semplice del potere a qualunque costo, come hanno dimostrato loro fino adesso. E devo dire che la Sardegna non ha nemmeno bisogno di tutto quello che si nasconde dietro il volto di Alessandra Todde. Non ha bisogno di quella giunta regionale già pronta con il quale è stato scambiato il consenso. Non ha bisogno di una classe dirigente usurata, che non ha bisogno di una classe dirigente usurata, che non ha avuto nemmeno il coraggio, la capacità, l'ambizione di fare una propria proposta. Noi sappiamo, tanti di noi sanno che cosa si nasconde lì dietro. E quindi non abbiamo bisogno né del governo di Truzzu e non abbiamo bisogno del governo di Todde, perché sappiamo come hanno governato, sappiamo che cosa si nasconde e sappiamo tutto quello che non saranno capaci di fare. Noi sappiamo che cosa vogliamo fare.
abbiamo dettato l'agenda, abbiamo proposto delle cose, abbiamo studiato le risorse, abbiamo capito quali sono i programmi europei e lì dentro ci vogliamo inserire, e lì dentro c'è la storia di una Sardegna nuova. E abbiamo un civismo nuovo, un civismo che i partiti non hanno voluto accogliere. Competenze manageriali, imprenditoriali, dirigenziali, di studenti, di giovani, di meno giovani. Ma tutti assieme abbiamo a cuore il futuro della Sardegna. Tutti assieme abbiamo a cuore i nostri nipoti, quelli che devono nascere, i nostri figli. Abbiamo a cuore le nostre famiglie, le nostre comunità. E per questo abbiamo sentito il bisogno di metterci a disposizione. Questo stiamo facendo. Nessuno di noi sta cercando ambizioni personali, nessuno di noi sta cercando occupazione, nessuno di noi è qui a lottare selvaggiamente per imporre se stesso. Siamo qui per imporre un'idea diversa di politica, un'idea non più incrostata, asserragliata, chiusa, che non è più capace di accogliere forze nuove. E allora le forze nuove si aggregano in maniera diversa, si aggregano con delle forme civiche, come hanno fatto nelle città anche importanti della Sardegna, e adesso si aggregano con un nuovo civismo che ha un percorso per oggi e anche per il futuro. Forze nuove per la Sardegna, idee nuove per la Sardegna, volontà nuove per la Sardegna e un coraggio forte, ambizioso, nuovo per la Sardegna. Renato Soru e la squadra per Cagliari di Progetto Sardegna. Grazie.